E voi stamattina sono stato a manifestazione anche Gardito. Io mi piace nome moglie. Ecco, io se ricordo niente, come che è successo sto Mi episodio? ricordo tutto, no niente. Ascolta, io mi pare 14 anni, se ricordo. Non importa. E ora, no anzi, vi dico tutto un poco. No anzi, qua, casa, mi arriva, così, fascisti, porta via biciclette, si pensa cosa gli arriva. E ora, che mi ha fatto un bel sbaglio, siamo messi a cuore con biciclette e ci abbiamo per un carrozone di mezzo. E sarebbe a 100 metri da dove si passava dopo i fascisti. Che ora si passava vicino a Serva, di Conserva. Che sarebbe... Un momento, perché il carrozone è nostro. Fatalità, a fine campagna, così anche di miei parenti, e in cama, ma gli assi liberi. Dopo, io gli ero informato, gli ho detto che era a spia. Perché era stati i fascisti prima, non so se a notte prima, qua sono a casa a destra del monumento sopra la strada, che si chiama D'Agostina. Ho visto che c'è una E stradella. dopo passai, ma trovati giovani, ingenui, politici, da sto gagliasso che c'è a sinistra, e si è messo le carte, così viene il discorso fatto. Caro mio, quando che sei in corpo che i fascisti gli erano attaccati, gli squiscia ancora, e parole che Corea, gli fa fuori parole, gli assegai tutti, ecco. Dopo che viene un altro particolare, era di San Marco come un buono. E il padrone del Iasso, che ha nome Marco, era a casa per il per sua sfortuna, che gli Iassi non lavorava, era via a salvare la vita. E ha detto, sempre sentito dire così, voto che te busiamo a casa o te copiamo. Tu hai detto che tu busi a casa. E io ho fatto fuoco a casa. Dopo io lo facciamo via colori, e in tutto suonato, un bragato, non so cosa. E io andai a mangiare, sotto zero, qua da Balaro, se gli andati a un Badaro. Non so il cognome proprio, non si mi Balaro, lo chiamiamo Balaro, ma adesso non mi ricordo una cosa che sei sotto zero, insomma, 500 metri più avanti e non altri. E io mangiavo, e dopo dicevo anche mangiando, sempre ciao, quei sentire, e mangiavo che dopo, e sostanza dopo, io ho fatto camminare, io ho sparato spari, occupato, anche quello che io buio a casa, e gli altri. Ecco, Quello che ha bruciato a casa era Gagliasso. Gagliasso Marco. Ecco, ma sto Gagliasso, cosa ieri contadini normali? Come... Ma lui lavorava via, non so cosa, a terra, che ancora non so sottiole, a Gagliasso ha fatto a casa nuova, interna, sa, interna. Interna. Quando tu guardava i monumenti a cielo, in linearia verso mattina 300 metri, 300. Interna, insomma, che un'altra strada di entrata, insomma. Ma sta roba è successa proprio il 25 del giorno di San Marco, insomma, gli ultimi giorni? Il giorno dopo le cascate così, ma sti cei era drio sti partigiani, era drio giocare a carte? Mi ha detto che si è messo a giocare a carte, poi erano tanti giovani, ieri perché metti uno di guardia, no. E di quando che sei accorto che sei fascista, sono gli apriti, si comincia a scampare, per ora che saltava fuori dalla casa, gli occupai tutti. Ricordo anche che pioveva, è stato 3 giorni, sti morti, meno sono da vita, ma la prima sera intera. Ieri giorni di piove, ora che giorni ha? Sì, sicuro che ha piovuto, perché mi ricordo, se ben che sono turoteo, io ero turoteo, che stai sotto a piove, sti morti, nessuno li toglie, nessuno, insomma, paura, non so cosa. Che basta così, cosa dici? No, mi pare che mi ha capito bene, ma quello che vuoi dire? Cosa facevi sti partigiani? Che avevi con altri del posto che era... Niente che stiamo, che da avanti arriva anche una novità che portava, se pensa, bicicletti fascisti, ma i partigiani sei niente non anche chi era qua, capisci? Ah, non sapevi neanche niente? Tutto a scuro, capisci? Andai su queste case, ma non sei niente pensiero proprio. Ma biciclette non ho capito perché le portavi le biciclette, i fascisti? No, era una ciacqua sbagliata, non ho capito. No, non ho capito bene preciso. E che ha detto, gli diceva, mi arriva all'ordine, sei fascisti che portano via le biciclette, non so cosa. E invece non era tutta una fantogna qui, erano noi per tappare i partigiani, o per le biciclette, questo è tutto. E io sapeva, gli era informato, gli ha detto spia, non so, in che tempo il parone gli ha detto, fascisti, gli ha dato spia, che sapeva chi era. E noi partiti sicuri di trovarli. Ma ieri io si ricorda che si è venuto in tanti sti fascisti, ieri in tanti. No, non mi voglio capire, tipo, ieri 10, ieri 8, ieri 12, non so niente. Carrezon, figli in là. Il Carrezon costeggiava a Serva, ora che ha detto? Esatto, quello verso il sud. Il nostro Carrezon, insomma, il nostro proprio. Ah, se passai proprio per la terra vostra, diciamo, Drio e Serva. Ecco. E anche che ha trovato i nostri, che io dico a Marvide, mi ricordo. E io sai nati, che c'è mai, ma dopo io sono nati che erano come cugini dopo. Erano con prete da zero, e quindi i gamai, non so perché,
insomma, che ha detto reti, finì così. Evidentemente andava a colpo sicuro qualcuno che ha detto guarda. Sì, che ha detto che era spia, io sapevo che era qua su. Ecco, non si sa chi che sia stato, ste voci magari. Quello no, non so.